Grazie a Piero Marcialis per essere intervenuto in questa giornata di ricordo di Cicci Tommaso. Io volevo sapere cosa è stato e cosa rappresenta per lui Cicci Tommasala. Beh, insomma, cosa rappresenta? Dovrei risalire ai tempi del ginnasio, quando già da studenti parlavamo di Cicci Tommasala senza conoscerlo personalmente. Poi, crescendo, le occasioni si sono presentate perché io amavo il teatro e Cicito iniziò una collaborazione con la cooperativa Teatro Sardegna con il regista Gianfranco Mazzoni, e siccome io frequentavo quell'ambiente fin dal 71, dove ho conosciuto Romano Ruio e tanti altri, e cominciammo a conoscerci, naturalmente con un grandissimo, rispetto reverenziale, perché io ero un pischello e lui era Cicci Tommasala. E questa cosa poi si trasformò da semplice conoscenza in una affettuosa amicizia e in un certo senso, fatte le dovute proporzioni, si rovesciarono persino le parti, perché lui divenne un mio ammiratore. Insomma, per fartela breve, diventò una amicizia sempre più affettuosa. Questi incontri teatrali si ripeterono quando con Sergio Murru e Enzo Parodo facevamo la commedia su Stani di Sergio Murru, dove io facevo su Professori, e lui venne simpaticissimo a tutte le rappresentazioni, si ripeté molte volte su Stani, venne a tutte le rappresentazioni e alla fine dello spettacolo si tratteneva con noi e diceva: Picciocco, avete visto la gente? Vengono all'ingresso, prima che inizi lo spettacolo, parlano tutti in italiano, e quando finisce lo spettacolo fu dantato tutto in sardo. E quindi era felicissimo di questo nostro lavoro che creava questa atmosfera di riscatto della lingua sarda, di cui lui era ovviamente uno dei più entusiasti assertori. Naturalmente la presenza di Cicito era, come posso dire, assorbente, cioè lui era maestro sempre, quindi noi stavamo prevalentemente ad ascoltarlo ed era sempre un piacere, una soddisfazione e un insegnamento avere a che fare con lui. Ma credo che sia una fortuna per molti, soprattutto politici di oggi, che Cicito sia scomparso, perché se ci fosse credo che avrebbe da dire cose molto pungenti su quello che sta succedendo. Era uno che non aveva peli sulla lingua, cioè incontri del tipo non è presente l'assessore alla cultura della regione meglio, perché è un ignorante, è un asino. Quindi oltre che uno sfarzo, perché ovviamente queste uscite procuravano l'ilarità del pubblico, era la verità, cioè era una verità pungente e estremamente piccante sul fatto che abbiamo avuto e purtroppo abbiamo ancora certi personaggi che decidono leggi e cose e regolamenti che nuociono alla Sardegna, no? Non l'aiutano. Il colpevole è il sistema in cui viviamo, è un sistema dove la scuola in Sardegna non parla di Sardegna e quindi non parla nemmeno di autori sardi. Se tu togli Grazia Deledda e qualche altro personaggio, Sebastiano Sacca, sì, noi vediamo via Giuseppe Dessì, vediamo via Antonio Gramsci, vediamo via Francesco Ignazio Mann, ma chi erano, cosa hanno detto, cosa hanno scritto, cosa hanno fatto? Nella scuola non si dicono.
I giornali non ne parlano. Allora, se tu pensi che Cicito fu escluso o si escluse meglio dall'Unione Sarda nel momento in cui l'Unione Sarda diventa il giornale che va a petrolio, hai già l'idea di che cosa succede. E questa è la situazione, cioè è una situazione che Cicito non avrebbe avuto problemi a divenire coloniale. Una situazione in cui pinta la legna e portala in Sardegna. Una situazione in cui noi dobbiamo ridurci a consumatori del prodotto altrui, persino di quel prodotto che viene portato via da quel Stato, caro 10 volte di più, perché noi siamo solo consumatori e non produttori. Certo. Va bene, ti ringrazio Piero, un saluto, grazie un abbraccio, a te, a tutti voi. Ciao. Bene.